Adesso, cari fanciulli, io vi pregherei di introdurci ad un brano pericolosissimo. Ma introdurci. Volo ma da solo. Ma prima di... cominciamo, liberamente. Leo Strauss ci racconta che l'amicizia emerge come bene molto grande, anche piacevole, nel confronto con la patria. Ma la patria è invece legata alla coercizione esercitata dalla legge. Amicizia versus patria, verso nomos, filia versus nomos. La legge, e cos'è la legge? Pensate a Creonte, la legge, contro la povera Antigone, che rivendica un altro nomos, ma il nomos della legge la schiaccia, il nomos della patria, della polis la schiaccia. E la legge però ci ricorda Leo Strauss, aiuta i cittadini, i cives, a liberarsi dalla paura, ma una paura che paradossalmente viene sostituita da un'altra paura, la paura dell'autorità e della legge. Certo, il cittadino guadagna in termini di sicurezza e la sicurezza produce fiducia reciproca. Ma a lato, a margine, rimane l'amicizia, un bene essenzialmente impolitico. E qui l'eterno polemos. Tra vita privata e vita pubblica. Una distinzione che oggi pochi ricordano, ma che è bene ricordare. E voi per chi siete? Per l'amicizia o per la legge? Oggi tutti vogliono sicurezza e sono disposti a svendere la libertà nel nome della sicurezza. E se in questo modo venisse sempre più evaporando l'amicizia, tutti sicuri nella legge, ma tutti nemici, gli uni contro gli altri armati.
Una delle più belle rappresentazioni della paura, l'urlo di Munch, l'urlo di Munch. Scrive Munch nel suo diario: camminavo lungo la strada con due amici, poi il sole è tramontato, a un tratto il cielo è diventato rosso sangue e ho avvertito un brivido di angoscia. Una morsa di dolore al petto, mi sono bloccato appoggiandomi al passamano perché avvertivo una stanchezza mortale. Sopra il fiordo blu scuro della città colava sangue in lingue fiammeggianti e io ho sentito un enorme sconfinato urlo percorrere la natura. Grazie Davide Ragazzoni e Michele Polga.